Buonasera, benchiatas con Gnovis. Il giro di Matteo Salvini in Regione lo ha partato questa mattina a Trieste, dove la fevelat dal Friuli Vignesi Giulia Tante, che è un territorio calcor e alle in prime file. Il leader deleghe alla chiatata anche i rappresentanti delle categorie economiche alla indicate il taide stassis, la revisione dal codice degli appalti, interventi per ridurre i boletti di gas e luce, tanto che i temi centrali di metti sulle tavole dal Guvier. Nessun problema entri la Lega tra Pro e Novax, la dite. Sul tema Green Pass ha ribadito l'importanza di chiedere un equilibrio tra diritto e salute e diritto al lavoro. Critichis anche al Ministeri dall'Interni Luciana Lamorgese sul tema immigrazione. Il confine alla nord-est è un passo brutto alla fermata. Dopo lis peraulis dal segretario deleghe Matteo Salvini, anche il governatore Massimiliano Federica l'ha buttata sul fuoco des polemichis sedutis internis ai leghe, tra cui anche che sono pro Green Pass, i governatori e i ministri Giancarlo Giorgetti e qui invece non nulle misure restrittivis. Dopo al domande che si vada al di là del periodo di emergenze e che si resoni sul cemut ricostruire il paese. Di fronte a un confronto a vonde costruttivo col senatore Salvini e Fevelle, la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Formazione, natalità, immigrazione qualificata, energie, fiscalità. Chi temi semitus e attenzione dal leader deleghe ha commentate. Si spietin che se di importanza sconfuarci sulle tavole del Guviere che si va de Desperaulis ai FAS. Pagna in Corot, pal sindic Luca Mazzaro di 49 anni, il primo cittadino malato di timpane muerte che stamattina dall'ospedale di Udine Dulaca la ieri ricoverate di ieri per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Finta all'ultima la lottata contro le malattie e alla mantenuti impegni istituzionali fin quando è stato possibile. In paese sarà proclamato Corot cittadino. Luca Mazzaro all'asse la femmina Stefania e fis Marco Alessandri che frequentano le scuole medis e che l'altri gli elementars. Mazzaro era il secondo mandato. Era stato confermato sindic dal 2019. E neanche il tempo di scomenzare le lezioni se torna in quarantena ed a succede a scuole primarie di Amicis de Sant Zorz de Richinvelde Dulà che si è scoperta in fin de settimane la positività di un frutto dopo che aveva accusato qualche malstà. Di lì alle attaccate de bande dal Dipartimento di Prevenzione di ASFO, il controllo che l'ha chiappata dentro i compagni, insegnanti e eventuali constats passas in tal trasporto pubblico. Al momento sono in quarantena una quindicina di compagni di classe dal frutto positivo, cui l'attivazione de date e una quarantina di altri studenti con cui l'ha condividuto il scuolabus. I tamponi saranno fatti domanda al Dipartimento di Prevenzione di ASFO. Risulta male sta des contromisuris. 32 NUF infezioni e un decesso. Questo è l'aggiornamento dal bolletin Covid per il Friuli Vignesi Giulia. I NUF infezioni sono stati chiatati a fronte di 1.255 tamponi molecolari e 935 prove antigenici. Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, intanto che sono 40 volte i pazienti accettati in altri reparti. E al Fevele anche Furlan e il sito web dal centro commerciale di Martignà. In Gracia c'è una collaborazione con l'Arlef che stamattina sono stati premiati 70 scuole dal territorio con kits didactics. Anche in Fevele il presidente di Arlef, Eros Cisilino, e anche il sindic di Martignà, Gianluca Casali. È importante che segnala che dat soprattutto di un centro commerciale che è uno tra i più importanti insomma, del centro Europa e disares che il fatto che sia riconosciuta la lingua furlana proprio dal sito internet al posso svicinare tutti i clienti che in questo momento già si fidano
dal città-fiera, dai negozi dal città-fiera, ma sicuramente come avranno poi fiducia, in poi capacità di interagire e soprattutto dai bei segnali che le sta data, alle profit e anche il fatto che profit dipendenze anche dal città-fiera possono tranquillamente chiacchierare per Furlan, relazionarsi per Furlan e poi descrivere i prodotti che sto vendendo dalla mela in Gamari. Allora un gran segnale e appunto ringrazio il città-fiera che ci ha dato l'opportunità di poter tradurre tutti i siti internet ma anche tante altre iniziative che la ringa fa da Kistan e dai prossimi. Una bella iniziativa che tiene conto delle nostre lingue, delle nostre identità, delle nostre culture e hanno saputo mettere alle scuole i valori di un territorio abbinati anche che sono ormai le ricerche no? Con imprenditori al FAS per farsi conoscere in tutti i mus. In quel caso che vendo per le nostre lingue che diventa veramente un motivo importante per farsi conoscere. E piaciute dal POC a Udin e torne nuove. I lavori di sistemazione delle aree domanderanno 6 mesi. Il progetto alla previeduta la valorizzazione dal POC di aree a Tor con una pavimentazione di lastris di reule intanto che in te aree a est dalle storie sparse sono come e saranno cambiate con una pavimentazione in daduz di reule dal Trentin. Il fin dal progetto è quello di favorire l'accessibilità delle aree e mobilità veicolari di bassa intensità. In point strategiche saranno collocati sistemi lineari per permetti l'uso di percorsi a viude naturali sicure per cui calà problemi ai viste. Il costo delle opere è di 150.000 euro. In tal park di Vergnà di Riale del Royal si potranno vedere anche per qualche mese le sculture realizzate dagli artisti che vengono di tutto il mondo in occasione del 24esimo simposio internazionale promovuto dal Circolo Culturale Il Faro che si è sierato ieri. Sentiamo come il presidente del Circolo Roberto Cossettini e anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Il 24esimo simposio di scultura internazionale è un momento dove di ogni banda del mondo, argentini, messicani, italiani, furlans, si chiamano per doprare una pietra fondamentale nel nostro Friuli, che è la pietra piacentina, il marmo. E a fare delle opere che affevelano le nostre anime, alle nostre identità, alle radrigis del nostro Friuli. E quindi è un momento veramente di una grande collaborazione tra gli artisti, tra gli organizzatori del Circolo Culturale Il Faro con il presidente Cossettini e bisogna dire che le regioni che mut di Stadonghi a queste comunità di artisti e anche di popolo furlan ha investito al futuro, a costruire un futuro, a dare una possibilità anche di poter iodi indenando con speranze grazie all'arte e alla scultura. È stata un'edizione decisamente fadiosa per via delle pandemie che è in corso, però abbiamo tutta la buona volontà, abbiamo avuto una squadra di artisti veramente coesa e un gruppo collaborativo. Per il prossimo anno sono 25 anni e pertanto credo che saremo obbligati a festeggiare, io penso che non va bene fermarsi prima. Vengono di previsioni, però stiamo anche chiarendo l'evoluzione delle pandemie. Solitamente in questi simposi le a giugno, però che non piace farlo a giugno perché sono le serate poi lunghe, però probabilmente lo faremo a settembre anche il prossimo anno. E tornano anche in presenza per le 40esime edizioni le giornate del cinema muta in programma al Teatro Verdi di Pordenone dal 2 al 9 di ottobre. Inaugurazione con le opere mestre di Lubitz, Il ventaglio di Lady Wintermere e si rade con un spettacolare Casanova. In quartiere anche il restauro speciale un focus sugli grandi sceneggiatori americani. La rassegna è stata presentata queste mattine. Voi Elmira Codutti di Sedean e ha fatto 100 anni. Egli è la femmina più anziana residente in tal comune e le amministrazioni ha portato auguri di tutto il paese. Un macio di rosi sono pergamene di riquarte a Siore d'Elmira e ha scritto che con la sua sgrimia gli arrivate a tappare 100 anni si augurin che poi arrivare a nuovo traguarsi in salute e serenità. Il sindaco e tutta la comunità di Sedean con stime per queste concittadine.
E all'ere do tanti parue per i nostri novis si vioden domani, grazie di aver ascoltato. Mandi.